Il Museo del Calcio Siciliano di Nino Donia a San Pierniceto si conferma ancora una volta meta di importanti presenze. A visitare la sede è stato il sindaco di Villafranca Tirrena, Giuseppe Cavallaro, che ha apprezzato l'idea di Nino Donia di creare un luogo davvero unico e suggestivo, dove conservare il passato e i più bei ricordi vissuti nei campi di calcio. Il sindaco ha donato al museo un calendario della Polisportiva Villafranca, stagione 1970-1971, e alcune fotografie della squadra Associazione Villafranca Campionato Promozione 1968-1969, periodo in cui Francesco Cavallaro, padre del sindaco, ricopriva il ruolo di presidente. Pezzi di storia autentica che da questo momento arricchiranno ulteriormente la straordinaria collezione allestita dal signor Donia. Il primo cittadino di Villafranca e l'ideatore del museo hanno condiviso momenti, amicizie e conoscenze del passato, inclusi gli articoli della Gazzetta del Sud, giornale che ha visto come corrispondenti sia Francesco che Giuseppe Cavallaro e che rappresentano una preziosa testimonianza di cronaca calcistica. Nino Donia ha accolto con entusiasmo la visita del sindaco di Villafranca e lo ha omaggiato consegnandogli una targa ricordo. La visita si è conclusa con un arrivederci al prossimo incontro al museo.